sente ragazzi? Sì? Perfetto, perfetto. Celli? Celli? Ok, buonasera a tutti, siamo ancora pochini, ma saremo in tanti. Abbiamo qua due ospiti, fantastico, direttamente da YouTube, che da un po' arriveremo al tavolo. Qui abbiamo il nostro carissimo artista, stasera ci aiuterà con la sua arte, un'arte un po' stravagante, vero? Un po' originale, giusto? Sì, abbastanza. Ma posso farti una domanda che sì. mi sorge spontanea, Dimmi. giusto? Dimmi. È uno sfogo il tuo o un qualcosa che realmente vuoi portare avanti e raggiunto che diventa un giorno anche una galleria di mostre? Allora, sicuramente è uno sfogo, perché parte tutto dallo sfogo. Certo. Perciò avere l'opportunità di lanciare il colore e riuscire a rappresentare qualcosa proprio con l'azione del corpo è una cosa fantastica. È migliorato anche il lavoro e la vita privata, nel senso che da quando ho cominciato a lanciarlo sul serio il colore mi sono cambiate molte cose. Poi una cosa tira l'altra, non si sa mai, magari un domani si aprirà Ma galleria. Celli, praticamente il tuo lavoro funziona nel lanciare appunto questi ortaggi, cioè cos'è che Materiali di scarto. materiale di scarto, Sì. ok, bellissimo, già questo è molto trash, giusto? Siamo nel trash, ok. Materiale di scarto, si lancia alla tua maniera, su questo facciamo vedere appunto. Questo è proprio lo sfondo che tu userai, giusto? Qua tutto pezzato in modo che non sporcheremo il locale. E vedremo nel corso della serata cosa farà Celli. Ti ringrazio tantissimo intanto per adesso, sottofondo musicale c'è e partiamo intanto adesso con le nostre riprese live, TV Verità, poi andremo anche dai nostri carissimi amici e andiamo da voi, avete ordinato? Benissimo, piacere, sono Stefano, siamo a livello internet. Allora, caro Mauro, rimanete qua un secondo, che intanto Io riprendo tutto. Allora, Mauro carissimo, di dove sei? Spinea. Madonna, Viaggio dei Fiori dove? No, vicino a Villaggio dei Fiori. Vicino? Ah, benissimo. Allora, sei pronta? Stai prendendo benissimo? C'è un po' un secondo, ragazzi. Allora, ti chiedo una cortesia, ok? Tu sai che un mazzo di carte è fatto da Sanremo, dimmi una carta che può... Te lo dico? Sì, guarda. 3 di fiori. 3 di fiori, c'è un che in particolare? No. Dammi il numero. Anche più piccolo se vuoi, proprio 12? Ok. Cosa interessante, tu conosci un po' il gioco di prestigio? Sì, Fai il faccio. prestigiatore? Sì, esatto. Ah, prestigiatore anche tu? Basta un po'. Bene, allora abbiamo un prestigiatore, questo è giusto farlo sapere. Allora, cosa interessante è che io ho un mazzo di carte regolari. Questo uno perché può pensare che io uso carte truccate, giusto? Potrei fare mescolare le carte anche se vuoi mescolarle, ma il miracolo avverrà nel momento che sembra impossibile che la cosa si effettui. Cioè nel senso, tu hai detto una carta da caso, non hai pensato al procedimento, potevi dire GPD, qualsiasi carta, e tu hai detto un numero istintivo, giusto? Che senso è letale? Io ti chiedo una cortesia. Possiamo dire in camera che non siamo assolutamente no. Possiamo dire che siamo ti chiedo una cortesia. Tu stessa gira 12 carte, ok? 1, 2, stai prendendo benissimo perché queste Certo. importanti in verità proprio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e la 12ª carta è interessante la cosa, molto interessante. Una reazione a caldo, come ti sembra questo gioco? Bello. È bello, come ti sembra questo gioco? Bello, mi fa piacere. Ah, mi sento realizzato nel mio piccolo. Un altro. Ma, e qui abbiamo la camera girl che mi ha iniziato già la camera, che sta diventando una professionista, qua facciamo dei... sì, mamma mia. Allora, io la cortesia, dimmi quando vuoi. Questa, prendila pure, falla vedere anche a loro, cioè a loro, alla tua ragazza in questo caso, mi sta bene? Ok, mettila dentro, adesso io non voglio sapere niente, sono girato, quindi non posso sapere niente, mettila dentro il mazzo, fatto carissimo? Sì, fatto. Benissimo. Ora, la tua carta sicuramente sarà dentro la propria parte, questo è ovvio, no? Per tirare fuori la tua carta voglio provare un metodo un po' originale, come si suol dire, no? Tu conosci il taglio UFO? Taglio UFO no. Taglio UFO è questo. Carino. Lo
cosa originale, vedete. La tua carta, secondo me, potrebbe essere cuori, fiori, ma vabbè, proviamo, non lo so, non sono sicuro, però ci proviamo. Ti posso chiedere una cortesia? Allora, guarda, cosa avete ordinato intanto? Per me una crepe mirtille. Devi provare. Qua ragazzi, sto quando vuoi tu. Questa? Che crepe è la tua? 7 cuori. Non di fiori. Interessante la cosa. Io vi ringrazio ragazzi, intanto come primo approccio non è stato male, diciamo non malvagio, e poi ci rivediamo perché poi vi aspetto là al tavolo verde. Mangiate con calma e grazie ancora, sai? Aspetta la foto. Sì, la foto, aspetta, vicino. Vai, vai. E intanto vediamo come funziona l'arte. Guardate come funziona l'arte. È una cosa talmente originale che mi viene un brivido dietro la schiena. Cioè è un lancio, guarda come proprio viene lanciato proprio. È mirata la cosa, è mirata. Lui sfoga così il suo istinto proprio animalesco, giusto? Va bene? Cioè, ti piace questo? Anzi, li lancia, anzi la cosa bella è che li lancia con una grazia. Quasi quasi ti chiamo Grazia. Questi li lancio con grazia. Guardiamo le dita colore seppio di nero. Seppio di nero, nero di seppio, come vuoi tu. Ok, abbiamo il cagnolino che è il nostro ospite d'onore. E stiamo aspettando che arrivi altra gente. Arriverà altra gente. Ci sarà il pienone tra poco, ragazzi. Una ragazza così ottimista è meglio del letto la mattina. Non c'è molto tempo. Ok, ci fermiamo? No, continuiamo. Posso chiedere una cortesia a lei? Come ti chiami, carissima ricciolina? Vieni qua, vieni qua. Facciamo una cosa, Anna, veramente originale. Anna, ti devo chiedere una cortesia. Ti puoi bendare un secondo? Non è niente di pericoloso, fidati. Se c'è qualcosa di pericoloso, sono prima a fare il 113. Guarda che sta. Credici? Aspetta, non ti muove, perché se ti muovi siamo rovinosi. No, scherzo. Allora, come fare una cosa? Che i prestatori professionisti, tu sei bendata, giusto Anna? Quindi non vedi la mazza come suol dire, no? Ok, tu stai prendendo tutto me, giusto? Certo. Poi Anche lei. Anna, carissima, tu non vedi niente, giusto? Benissimo. Allora, io ti chiedo solo una cortesia, a tuo istinto, senza non vedere, poi vedrai chiaramente il video tutto quanto, che prendo su Facebook, senza non vedere, io qui ho una previsione, si chiama gioco la previsione dell'universo, ok? Allora, senza non vedere, tu devi dirmi stop, ok? Io ti dico 1, 2, 3, via, partirò. 1, 2, 3, via. Stop. Ok, 5, poi togli la benda, togli la benda. Dico stop al 5 di fiore. È ben visibile in camera, possiamo riprendere, bravissimo. Potevi dirmi stop a qualsiasi carta, spero che qua si veda bene. 5 di fiori, come mai il 5 di fiori? È una casualità, sei d'accordo in questo? Ora stai attenta con i tuoi occhi. Io con la scadetta qui ho una previsione. Se la previsione fosse esattamente il 5 di fiori, sarebbe incredibile. Guardiamo insieme. Signori e signori, la previsione perfetta, dove tu mi hai detto stop. Io ti ringrazio carissimo, è stato un piacere immenso, ci vediamo dopo. Grazie. Facciamo la ripresa alla nostra ragazza che se ne va. Interessante questo mentalismo. Adesso certo che andiamo da lei, minimo che andiamo da lei. Cosa facciamo alla nostra carissima amica? Facciamo un effetto, tu non fumi, vero? Dimmi di no. Fumi? Pochettino. E ci facciamo smettere di fumare. Allora, No. ci mettiamo Perché? qua, va bene? Dai. Tu ti ricordi che Silvan, il grande Silvan, faceva il gioco della donna tagliata in tre parti, no? Sì. Ok, io te lo riproduco in piccolino. Cioè in che senso, guarda, io ho una sigaretta, controlla che c'è sigaretta regolare. Okay? Gli ho messo una X perché poi capirei perché, no? E ci sono detto, invece vedi che si vede l'asse. E ora taglio, giusto? La sigaretta chiaramente completamente tagliata, perché si vede il pezzettino tagliato, tutto tagliato. Un po' di esempio. Perché questo è il tipico gioco della donna tagliata, giusto? La cosa interessante è che basta poco e chiaramente
Questo è il gioco che tu vedetti. Cioè, vedetti? No, vedessi. Che tu vedesti? Che tu vedietti? Oh, mi vuoi correggere, professore? Oh. È interessante perché questo è quello che hai visto anche di fare Silva, che faceva, solo che lui va in giro con il camion, con il gioco del 1 euro, io va in giro con la cosa del 5 euro. Va bene, questo era Un altro giochetto. Ma abbiamo un altro ospite qui, il nostro caro Francesco. il grande Francesco della Creperia Santi. Come non si può fare un gioco? È impossibile. E a Francesco gli facciamo un effetto che credo proprio lo amerà, o meglio, lo sognerà stanotte. Non voglio che tu Addirittura. però, Allora, caro Francesco, guardami bene, io qui ho 2 carte che poi ti lascerò come ricordo. Però quello che vedrai si crea un momento veramente magico. Cosa devi fare? In questa carta me la devi piegare così. Bravissimo, bravissimo. Hai fatto un lavoro eccellente. Ora stai attento. Io prendo questa carta e ne inserisco dentro, vedi? Ora è ovvio che cosa? Che apriamo bene. Giusto? Ci sei? La carta, il jack, è la tua carta che abbiamo piegato. Ok? La cosa interessante, tu stesso piano piano spingi questa carta. Piano piano. E sembra realmente che il dorso appaia. Ma com'è possibile se è una carta regolare, che non solo poi ti lascerò a te, ma di più ti dico, decisamente incredibile, eccellente. Eppure guarda, io prendo così, e per la tua gioia, e tutto può essere controllato, e te lo lascio come ricordo, va bene? È incredibile la faccia dello stupore, che vuole sentire le carte, le vuole toccare, capire come era possibile tutto ciò. Interessante, ma con il nostro Francesco faremo anche un'altra cosa molto carina. Abbiamo scoperto il trucco. No, è impossibile, credimi, è impossibile. Prego, dica il trucco, qual è il trucco? Sentiamo? Se io provo a metterla... È perfetto, è lei, fidati. No, me l'hai cambiata! Fidati! No, è impossibile! L'avevi in mano! Allora aspetta, era così. La spiegazione, sai qual è? È l'impossibile. Oh, bravo, vedi? Fa l'altro gioco. Bravo, così mi piace. Allora, tu stessa, io butto le carte e devi stop quando vuoi. Stop. Questa o questa qua? Questa. Sicura? Sì. Guardala, guardala. Fatto? Guardala, L'hai vista? Ah, madonna santa. L'hai vista? Sì. Ok, mettila sopra. Sopra. Sì. Dove tu hai detto stop, giusto? Chiudiamo tutto. Ci sei fin qua? Quindi la tua carta deve essere da qualche parte dentro, giusto? Sì, ci deve essere, no? Sì. Una carta rossa può essere. Può essere, però aspetta. Proviamo, guarda, io mesco le carte. Osserva, Giusto? Ci sei? E ora Francesco, posso chiedere una cortesia? Tocca una carta. Quello che vuoi. Quale? Prenda, bene, pure mettilo giù. Adesso, questa è una carta a caso. Sei d'accordo in questo, giusto? È una carta a caso. Che carta era la tua? Dimmi semplicemente che carta era. Tappa di qua. Come questa in trasparenza si vede. Ma aspetta, io prendo il campo di cuori e lo lascio così, circa a metà. Vedi? Spingi la carta, spingi. Se funziona, chiaramente adesso non è qua e qua, giusto? Benissimo. Anna, non è niente sotto Anna, giusto? Anna, schiaccia il pulsante. E piano piano sì. Sembra, però aspetta, guarda Anna. Dito ancora, schiaccia il pulsante, schiaccia. Sì. Sembra interessante la cosa interessante. Ma andiamo un passo oltre. Risolvi il gioco? Sì, a me sì. Ma non stare con le braccia così perché sei già in chiusura, devi aprirti a metà. Figlioli, ti voglio aperto. Sì, ma la mente è chiusa. Allora, prendi una carta, guardala bene, mettila nel mazzo, che la nostra camera girl fantastica sta riprendendo il tutto. Certo, se vuoi Magic, fai quello che vuoi, so che non ti fidi, ma hai conosciuto Magic Boy e mo so tuoi. Ok, ci sei carissimo? Hai. Sono scettici qui, Benissimo, benissimo. La tua carta è chiaramente dentro da qualche parte, giusto? Sì. Tu l'hai già vista? Certo. Come hai fatto a vederla? Madonna, velocissimo.
Ora stai attento, io ti chiedo cortesia, la tua carta potrebbe essere questa, boh, non so, non importa. Proviamo una cosa, Giorni, no, Giorni non penso, vero? Re di fiori? No. 8 di fiori? 9 di fiori? Allora è questa, vero? Che bravo sto mago, non sarà. Posso chiedere cortesia, Anna? Tocca una carta, vai, tocca. Questa? Sicura? Tocca la carta. Tocca la carta. Tocca la carta. Ok. Adesso, fermi tutti. Qui c'è la carta. Che carta era la tua? Foto di... Non male. Però guarda, facciamo riflettere vero mi interessa, sei pronto? Io ti do una cortesia, guarda la carta. Hai vista? Sì. Ce l'hai? Sì. L'hai già vista? Chi sei? Guarda, che carta è? Di quadri. Io qua ho una carta, se tu vedi, la donna di Africa. Interessante, era già una Che mi ha fatto vedere, era quella che Io ho scordato, non so, io non riesco a vedere, non ho purtroppo la... Ma stai attento adesso, guarda, faccio un'altra cosa che ho visto quando vuoi, one stop, molto buono. Allora guarda, Stop. prendi la carta, guardala bene, a posto, guardala bene, perché ridi? Di quadri? È impressionante la cosa. Campo di quadri. Ah no, allora bisogna rifare. Ehi, No. dai. Perché se era il Q di quadri è sempre la stessa, no, non va bene, no, dobbiamo fare, deve essere casuale, giusto? Ci vede la casualità? Sempre casuale. Dimmi sto quando vuoi tu. Quando Stop. Questa? Sì. Guardala bene. Falla vedere con il camera. Anche in cam? Ci sei? Sì. Dimmi sto quando vuoi tu. Stop. La ricordi che hai persa, sei d'accordo che dentro, che non pensi che io immagino le cose che ci saranno dentro qualche parte, giusto? Ora questo gioco si chiama mentalismo oculare, ha a che fare con lo sguardo, e soprattutto l'occhio, c'è il verde marzino. Ok, può essere scusa, ti dico, non mi viene niente, ok? Rossa, lo so, poi ci siamo, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 10, ho un 10 oggetti, confermi? 10 oggetti buoni. E questo effetto di mentalismo un po' particolare. E se ne va. Giusto, anche lui è scappato. Scappa. Non ce l'ha fatta resistere, ce l'ha fatta resistere. Anna, che ne pensi intanto di questi piccoli effetti? Sono interessanti, vero? Ma aspetta cara Anna, poi tu sai che hai subito un gioco che si è stata bendata, lo sai? Adesso Anna, ti faccio vedere un'altra cosa molto carina, che è questa shock acquisitori professionisti. E ti lascio questo gioco perché penso che puoi andare a lavorare o puoi stare. Dovrei andare a lavorare. Questo Dovrei lavorare. sì, perché qua tutto verità, qua tutto verità. Io ho cortesia, io apro le carte, tu pensa di una che vuoi tu. Ce l'hai? Sì. L'hai vista? Sì. Sincera? Sì. Ok, che carta era? Dillo. 5 di cuori. Tu hai visto il 5 di cuori nel mazzo? Sei sicura? Sì. Cioè, dentro proprio nel mazzo c'era il 5 di cuori. Non di quadri, vero? 6 di cuori, 5 di cuori. Cioè, come fai a avere la vista qua? Non 2 di cuori, vero? 5 di cuori proprio. Ma sei sicura? Ok, vabbè, non importa. Proviamo. Se non riesci, dammi un numero piccolo. 7. Un piccolo se vuoi. 2. No, per dire, no, è interessante che so che c'erano 2, no? Ma aspetta, l'effetto di mentalismo avviene nel momento che io schioppo le dita. Tu hai detto il numero 7, la carta è il 5 di cuori. Se la settima carta fosse il 5 di cuore, sarebbe interessante. Sincero, dillo a tutto il mondo che guarda Skype. Tu stessa, gira 7 carte. Vai, girati pure così le vedono. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e la settima carta. Io ti ringrazio Anna di cuore, hai subito Magic Boy, non so cazzo torna. Ok, puoi andare, grazie Anna, grazie carissima. Riprendiamo l'artista? E intanto riprendiamo il nostro artista che sta facendo un quadro veramente pittoresco, io direi, aspetta che un quadro. Lo vediamo all'opera. Allora, sì, si sente. Allora, stiamo riprendendo in diretta proprio l'arte veramente minuziosa, guardate come cura molti particolari e decisamente io posso signor Celli, interpretarlo come lo sento io? Vai, prova. La rabbia del giovane. Vuoi sapere il titolo di questo? Sì, esatto. Questo quadro si intitola Quando i cavi non funzionano, parte 1 e parte 2, perché se vedete sono due tele. È vero, sono due teorie, difatti la parte simmetrica si vede la divisione completa, sì. E quindi allora quando i cavi non funzionano, tutto questo è molto, richiamando il nostro amico Sibarditico, ecco, come direbbe il nostro Lipré. Intanto facciamo mangiare, com'è, sinceri, è una roba impressionante, vi invito a portare amici a valanga. Allora, intanto ci spostiamo che voglio andare anche dai nostri cari amici in fondo, giusto, Camera Girl, prego, Sì, segui. intanto io riprendo ancora il quadro. Che andiamo dai nostri amici in fondo. Buongiorno amici in fondo. Ah, ecco, fra un po' gli dava addosso l'obiettivo molto costoso. Posso dirti una cosa? E caro Boris, come ti chiami? Boris. Madonna, che strano. Ma guarda, sono mentalista sui vostri nomi, impressionante. Allora, io adesso qua il microfono, ce lo spegniamo perché la batteria se non si scarica. Allora, caro Boris, è la prima volta che vedi un mio effetto? No, chissà quanti ne hai visti. Loro due sono quelli del film, Beh, è molto bene il video, ragazzi, ci ho lavorato un'ora di editing, Allora, Boris, così per cortesia, immagina Adamo ed Eva, ci sei? E questi Adamo ed Eva sono messi a fianco, no? E ognuno, cioè, con le due manine tengono una carta, cioè la donna tiene una carta e l'uomo tiene una carta, no? Giusto? Dimmi il numero, è tanto semplice, il numero è 4. Tu vedi Adamo ed Eva con il numero 4 gatti e va bene. Ok. No, tu hai visto quello che vedi, io voglio che tu, quello che vedi. Cosa importantissima che a me serve adesso è il seme. Okay? Tu sai che Adamo rappresenta l'amore, ma tu puoi dire anche picche, fiori, quali, quello che vuoi tu. Intanto dimmi il seme cuori. Quindi tu vedi un 4 di cuori, giusto? Ora io chiedo alla tua consorte, ti va bene il 4 di cuori oppure, attenzione, perché di solito la donna va sempre un po' contro l'uomo, puoi obiettare e quindi puoi cambiare la situazione. Cioè puoi dire no, a me non piace il 4 di cuori, voglio un 3, voglio un... Tu per quello... Dovete portarla dietro. Cioè, vuoi un 5 di fiori? Ci ho preparato un teatrino perfetto, tutto quanto, una cosa minuziosa. No, va benissimo il fatto di qua. Dai, ce la fai. Ma cioè, mi ha cambiato l'ultimo. Ok, allora adesso guardate negli occhi e decidete se lo scrivi dovete scriverlo. Insieme, decidete. Cosa volete? Se non vuoi far felice lui, fai felice l'uomo. Sicuri che poi non cambiamo 5 fiori? Vuoi non ti picca? No, ti avevo dato 400 euro per venire incontro. Ok, 4 di cuori. Deciso? Bene. Ora, io e te, non ci conosciamo a livello di uscire fuori insieme, quindi non posso sapere come tu ragioni e stessa cosa vale per te, però mi vedo qua, mi fa molto piacere. Ora, se la prima carta del mazzo fosse un 4 di cuore, sarebbe interessante la cosa, soprattutto perché c'è stato un cambiamento di idee e soprattutto perché vi ho detto 8 di picca non andava meglio. Tu stesso gira immediatamente e qui scatta una finta applauso, veramente è una cosa. La nostra camera che sta riprendendo le riprese che ve sta a fare, ragazzi, che riprese. Adesso senti, a freddo, posso dire una cosa a freddo? Sapete cosa caldo? A freddo, come ti sembra possibile con ciò? Veloce. Bellissimo, questa è la risposta che volevo da una vita, non lo so. Impossible. Ok, ragazzi, vi lascio un'altra cosa carina. Aspetta, allora riposiamo il microfono, perché sennò attenzione. Ora, ti ho detto di Adamo ed Eva, giusto? Ora, posso dire una cortesia, Barbara? Puoi mescolarle. Come vuoi tu, alla casalinga, alla casalezza, come vuoi tu. Però dice, guarda, questo è un miscuglio fantastico. E poi c'è pure un mazzo giù.
Adesso ascoltami benissimo. Immagina che giochi a poker, ti serve una carta importante. Qual è la tua carta importante? Vai. Una carta importante. Picche. Bello, serve molto a poker, lui picca. Sai che c'è il poker di assi, di più. Non so giocare a carte. Lei sa giocare a carta? No, un asso. Un asso? Va bene, vuoi tu? Crescere. Posso chiedere per cortesia? Cuori, quadri, fiori o un picche? Vai. Cuori. Quindi adesso ho fiori, quadri e picche. Ok? Abbiamo scartato la Q. Cosa vuoi? Fiori, quadri, picche? Fiori. Mi rimane quadri e picche. Tra quadri e picche qual è che ti dà più un senso che lo senti dentro? Quadri? Cioè, no, devi scartare quadri. Devo scartare. Quadri. Questo è picche, allora dai. Il picche mi scarta. Bellissimo il picche. Ok. Allora adesso è cosa interessante. Io prendo una carta e la lascio qua. Ok? Quindi la carta in questione, tu hai detto asso di quadri. Perché a esclusione siamo andati asso di quadri, giusto? Ora ci deve essere asso di quadri, giusto? Se no non sono regolare, no? Sì, l'ho visto. Invece che mi frega se l'hai visto? Io l'ho visto. Ma sarete voi a fare il gioco. Posso chiedere per cortesia? Il nostro caro Nicola, poi l'ho detto apposta perché ti svegliassi, c'è lui, il mitico Nicola, eccolo qua, è grande. Sta guardandosi la televisione Nicola, quindi facciamolo, non lo disturbiamo. Allora, Francesco carissimo, ti chiedo una cortesia. Io e te non ci conosciamo, come tu puoi ragionare nella tua vita tutti i giorni, però posso provare a intuire il 30% del tuo pensiero. Dammi un piccolo numero. Numero 2. Come mai 2? È scelta sua personale. Ora, io tolgo esattamente 2 carte, una e 2 carte. Bene, esiste un qualcosa che a volte non si può spiegare, ed è tipo questo. Se dopo 2 carte qui ci fosse l'asso di quadri, giusto? Sarebbe interessante. Cosa penseresti? Un prestatore, un fenomeno, un mentalista, no? Giusto? Allora, la cosa interessante è che basta poco e chiaramente ce ne sono qua. Ma, aspetta, io provo a inserirlo dentro così, vedete che circa più o meno. No, che non pensi che sia qua, No. Giusto? Ma qui non abbiamo ancora guardato cosa c'era. C'è una mia previsione, io sapevo che ci riasso, perché gira. Cosa c'è? Era già una previsione, ma aspetta, non è finito. Per quello che pensare, qui c'è esattamente 2 carte di famiglia e qui c'è una carta. Se io tocco questa carta, chiaramente diventa la sua carta, giusto? Interessante, no? È la tua carta, giusto? Mi fa morire col ditino come quando si trovava bambini. Com'è possibile tutto ciò? Ma adesso stai attento, io prendo le carte così. Gli altri sono belle come carte, vero? Non sono male. Però voglio fare una cosa più originale col 3. Vabbè, proviamo lo stesso, se non riesce pazienza. Allora, prima di tutto mescoliamo le carte, giusto? Giusto? Però guarda cosa devo fare. Ok, prima cortesia. Boris, taglia a metà. Devi fare un miracolo, è proprio sul piede. Dove sei tu? Barbara, taglia a metà. Tu stessa, ok? E adesso, Francesco, taglia questo a metà. Io mi sono perso, poi? Allora, andiamo. Allora, qui non sappiamo che carta è questa, giusto? Giriamo bene i mazzetti però, ok? È importante che io abbia la chiarezza. Questa sappiamo che è? No. Questa? No. E questa? No. E poi la cosa interessante è che qui c'è un asso, e qui c'è un altro asso, e qui c'è un altro asso, e qui c'è un altro asso. Come avete fatto? No, Non lo sanno. Devo spiegare com'è. Ma come ha fatto? Che bravi. Come avete fatto, ragazzi? Però stai attenti, io prendo così gli assi, guarda, vedi che li prendo giusto? E adesso proviamo una cosa ancora più interessante. Vediamo se riesco. E ti chiedo una cortesia. Io una carta come tu, libera pure tu. Qua come me con i fiori non c'è molto particolare. Bene, qui c'è una parte, giusto? Tiro bene 4 fiori o puoi cambiarlo se vuoi dal mazzo. Sicura? Ti scontagliare se vuoi, c'è un temante, non te puoi, giusto? No. Ok, adesso io voglio provare una cosa. Io prendo una carta che mi porta fortuna, che è 4 di cuore. Sì, perché quella assomiglia alla tua.
Sì, però ragazzi non ci capisco. Ok, io prendo così la carta e toccando il nero sembra veramente sta suona. Io vi ringrazio ragazzi, è stato un piacere immenso e ci vediamo dopo, giusto? Ci vediamo dopo. Tu canti in un gruppo, tu canti in un gruppo. Ma tu sei una potenza, sei. Zitto zitto, e questo fa delle cose ragazzi dei cartoni animati. Margot. Margot è quello di Lupin. Fantastico, no perché qua abbiamo poi anche la nostra camera che fa questa quindi ci vediamo dopo ragazzi, vi aspetto Celli sta continuando con la sua opera, vediamo che sta facendo l'intarso, cos'è benissimo, stop con la registrazione. Carissimo, ma quanto c'è di essere arrivati qua? 16 minuti io sono andato a prendere lei. 16 minuti? 10. 10 minuti, Sì. non spiega qua vicino, ma sta piovendo fuori. Allora ragazzi, tu conosci, conosci questo film qua? Grazie. Benissimo, no grazie, no. Siamo in diretta TV su Sky. Mi spiace. No, adesso non possiamo, mi spiace. Allora, facci la cortesia, tu conosci quindi sono le carte, sulla carta magica. Vabbè, ok. Questo è esattamente l'effetto che fece Silva al tempo che fu la donna di Asino 3. Solo che adesso portarmi un camion con un gioco da 2000 euro non lo vuole, capito? Allora ci accontentiamo di questo, giusto? La nostra camera che la sta riprendendo. Allora, esatto, perché c'è la sigaretta. Allora, come vedete io ho messo anche una X qua tagliata, controlla se la sigaretta è truccata, che magari puoi pensare, giusto? È la polvere, di controllare, ti fili, sei fidato del tuo tatto, il massimo, sorelle, fratelli, amici, cugini, amici. Solo amici. Ok, detto questo, inseriamo la sigaretta dentro, vedi? Si vede chiaramente, giusto? Ora, guardate quanto è reale questo effetto, guardate. Si vede realmente che la sigaretta è tagliata, cioè i pezzi possono essere estratti tranquillamente. Questo è il tipico effetto che faceva Silva quando tagliava la donna 33. È uguale, identico, non niente. La cosa bella è che chiudendo, chiaramente la sigaretta è forte. È il primo gioco con dei piedi comprai a Congresso a Milano, mi piacciono, l'ho preso, ho detto carino così. Ma questo era un piccolo spazio divertente, no? Ma ora ti faccio vedere un'altra cosa, rimani qua, non ti muovi, sì. Anzi, carissimo. Si sta facendo. Allora, io ti porto sempre questo effetto qua, no? Ma tu lo sai che avevo un canale, anzi adesso lo dico anche in diretta, avevo un canale con 1200 video da 5 anni un mazzo così, per un video che infrangeva un copyright. Ah sì, ho visto, cioè, Ma ti rendi conto? guardavo anche il canale precedente. Guarda, avevo tutta la mia vita, guarda te, una cosa. Vabbè, non c'è problema. Era la stessa vendita. Come hai fatto a indovinare? Oh, due belle fanciulle sono arrivate. Ciao belle fanciulle, dopo passeremo da voi. Allora, posso dire una cosa? Prima cosa, io devo farti bellare. Sarai un po' di pre in questo video, va bene? Mettiti da solo, perché qua non c'è nessuno che ti aiuta, qua è tutta in maniera rustica, no va bene, è importante questo, no? Perché tu non dovrai vedere, senti, no? Ma soprattutto farà lei l'effetto, che di fronte che tu non vedi, giusto? Ma sarai tu a fare il miracolo e lei ti aiuterà solamente, ok? Allora, dimmi una carta da gioco, tu che non vedi, una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. 5 di fiori. 5 di fiori, vuoi cambiarla? Ti do possibile cambiarlo? O... No, va bene. Sicuro? Ok, quindi 5 di fiori è una carta che sarà dentro, tu che sei testimone, giusto? Ci deve essere per forza nel mazzo, giusto? Sei riuscita a vederla con l'occhio bionico? No, però sinceramente ma mi ti fidi, ci deve essere, guarda, c'è il 5 di picche, sono tutte le carte da gioco. Stai respirando? Ok, adesso guarda tu stessa, io mescolo, vedi? Ok, questo è importante, tutte carte diverse, ripeto. Ora proverò a fare una cosa un po' particolare. Vediamo, È un attimo solo. Tanto lui non vede. Sì, ma è importante. Lui ha detto solo la carta, giusto? Ora ti chiedo una cortesia, dimmi stop quando vuoi. Devo dirlo io? Sì? Stop. Vuoi che ne tolgo una? O vuoi che ne lasci quella prima? Io non sto vedendo, sei d'accordo con questo? Io prendo le carte, tu sei testimonianza qua vicino perché voglio che tu veda ogni singolo movimento. Allora, hai detto stop a questa carta. Ora, secondo me è fattibile che tu hai detto stop al 5 di fiori?
Non stai vedendo? No, poi ti ringrazio, ma è una cosa un po' che va fuori dalla logica, se ci pensi, no? Secondo te in trasparenza la vedi con i fiori? Interessante che veramente stop e non è tutto, ma c'è tutto ripreso. Quindi sarei contento di vedere questo effetto. Beh sì. Stai morendo. Oh, benissimo. Questa è la bene di Pre che se ne va. Che non se ne frega di niente. Ma voglio fare una cosa, però per questo gioco ci vuole una penna. Quindi ce l'avete, se non la vado a prendere io, non c'è nessun problema. Questo è l'effetto che mi ha fatto un presentatore, mi ricordo ancora a Milano, quando ero nei shop di Milano, nelle rassegne. Sono diventato idiota e quindi voglio farvi diventare idiota anche voi. No, voglio condividere questa mia emozione, va bene? No, non trovo la penna. Tranquilla, tranquilla, vado a prendere io. Allora, carissimo, siamo qua. Ci sei? Pesa? Allora, Neanche un po'. guarda questo effetto qua. Qui ho un cartoncino con degli elastici, ce l'ho con una ok, no? Così normalissimo, no? Cartoncino regolare. Ti chiedo cortesia, ti chiami per dirlo Mauro, mi fai una sigla qua, una firma qua, che vuoi tu? Tranquillamente, quello che ti senti tu. Bravissimo, si vede bene, chiaramente Mauro, ok? Perfetto, a posto. Ora io prendo, guarda, vedi il tuo cartoncino, non c'è nulla di truccato, lo lascio, ok? In modo che tu possa mettere la mano sopra. Ora sai che c'è stato i grandi come voglio fare dei Miguel che piegavi i cucchiaini con la mente, no? Io faccio in maniera originale, il cartoncino, che bello è, che bello, non c'è quel rumore dei cucchiaini, che se ne frega. Guarda, basta poco. Tac. Hai sentito un calore, qualcosa? No. Tu ti ricordi no sempre. Sì. Però quando girano ci rimangono veramente male. Interessante la cosa. Interessante. La piegatura di questo te lo cioè, minimo. Non male. Ma ragazzi, io tanto vi ringrazio di cuore. Soprattutto perché siete venuti. Se bentornati ogni venerdì. Facciamo sempre magia, ma portate gente. Però il discorso qual è? Che qui il sabato, già domani, qua è bello pieno, ve lo dico già, c'è gente. Il martedì anche noi, ma il venerdì ci sono io, se portate gente facciamo cose grandiose. Tienilo quello mi raccomando, E poi, sì, e dopo vi aspetto là. Siamo sempre qua. Ok? Andiamo a vedere le ragazze adesso. Sì. Stiamo mangiando. Ah sì, là. Quello alla ragazza. Scusami. Quello alla ragazza. Faccio. No, la ragazza. Ah? No, sì, lo stanno mangiando. No, adesso stanno ordinando. Dopo possiamo andare. La ragazza. La ragazza nuova. Guarda l'ora. Guarda l'ora. Dici. Quanto tempo? Allora, Carlotta, tu conosci questo mentalista del vivo? No. C'è sempre la prima volta, giusto o no? Allora, che dopo andrai in Eurovisione su Sky, no? Allora, secondo me, Carlotta, io qui c'ho un mazzo di carte, giusto? Vedi che le metti, no? Ti chiedo una cortesia. Tu stessa pensa a una carta che vuoi tu, quella che ti piace. Ce l'hai? Sì. L'hai già vista, Carlotta? Che segno sono le due carte? Dimmi. Bilancia. Che carte hai visto? Dimmi. Ho visto un bel di cuore. Guarda, gira. Interessante. Da un mazzo regolare, io solo carte regolari, tutte uguali, prima volta visto. Allora, carissima Carlotta, tu stessa, osserva. Carissime ragazze, Eccoci qui. carissime ragazze, sapete che siete nel mio mondo in questo momento? È il mondo di Magic Boy, non sapete? Come ti chiami? Come ti chiami? Elisa è? Allora, vi tolgo solamente 2 minuti di tempo. Poi potete messaggiare la vostra ragazza per fare quello che volete, ok? Allora guarda, io devo prendere, giusto? Se io faccio una qui e una qua. Adesso
adesso guarda, stai attento, basta veramente e ti aspetta. Sì, veramente passa interessante questa aspirazione, come vuoi chiamare così. Ma voi giocate mai a poker